Buongiorno a tutti dal cielo di Falcade, siamo pronti per seguire anche quest'anno. La sede Smonteghea si è aperto fuori, era iniziata male con la pioggia, c'è un raggio di sole e c'è il sindaco, allora lo avviciniamo subito. Buongiorno. Buongiorno al sindaco. Buongiorno Mirko. Buongiorno al sindaco Mauro Salvaterra, eccolo qua, puntuale anche quest'anno. Siamo presenti. Salve sindaco. Salve. Mauro Salvaterra, che cos'è la sede Smonteghea per chi ci sta seguendo in Veneto o anche oltre? È la festa della transumanza, ovvero gli animali che scendono dall'alpeggio, perché oramai in quota il fieno, l'erba è finita e di conseguenza la temperatura sta cominciando a scendere, sta cominciando a nevicare e quindi dopo aver mangiato l'erba buonissima, i fiorellini di alta montagna, le mucche scendono a valle per fare del buon latte durante l'inverno. Senta sindaco, è sicuramente un momento importante per Falcade, si allunga la stagione turistica. Assolutamente sì, c'è pienone un po' in tutti gli alberghi. È una festa che oramai è nota al di fuori dei confini provinciali e anche regionali, lasciatemi dire. Conosco gente che arriva dalla Lombardia per questa festa ed è bello che ci sia un seguito, ogni anno è sempre più importante, è bravissimo il gruppo Folk a organizzare. Grazie, e tutti i volontari soprattutto, perché abbiamo centinaia di volontari che lavorano a questa festa. Grazie sindaco, buona festa. Anche a te, buon divertimento. Buona festa. E allora saluto introduttivo del sindaco, qui vedete siamo in località Molino, c'è già un sacco di gente e sono già arrivati gli animali, gli accompagnatori degli animali, di tutto un po'. Questa è una festa per grandi, piccini, è una festa per tutti. Tra poco inizierà la sfilata, ci faremo il percorso verso il centro di Falcade, Col de Rif, poi verremo giù, torneremo in piazza. Attenzione perché chiude la strada, La regionale del San Pellegrino chiude a Falcade, poco dopo Canale d'Agordo, tra un po' alle 11 e riaprirà solo dopo le 12:30, non prima, perché la strada è proprio il percorso della sfilata. Come potete vedere, belli gli animali, belli i costumi, uno spettacolo di colori e di tradizioni. Allora ci sposteremo più avanti dove parte la sfilata, che poi seguiremo. Sede Smonteghea, organizzata dall'Unione Valbio, il gruppo Folk. Questi sono i coscritti. Beh certo, 2005 non potevi mancare tu, giusto? Abbiamo anche piccolini del Sì. 25 col cappellino. Quindi è il 25. 25, ciao Mirko. Guarda che spettacolo. Eccoci. Ecco il coscritto più piccolo. Con le lacrime lunghe. Coscritti del 5, cioè 2005, 95, 85, 75 e uno del 25, come avete visto. Eccoli qua, in posa. Falcade ha questa tradizione di andare a prendere l'anno. Andare a prendere l'anno e poi andare indietro ogni 10 anni, 2005, 95, 85.
sottoscritti in festa. E allora spostiamoci ancora più su. Vedete, ci sono i vari gruppi che si organizzano. La Valada. L'hanno chiuso, cosa ha messo, signore? Salute. Salute, salute. Ha proprio perso la testa. Ecco, ci allontaniamo un po' dalla folla, tra un attimo la sfilata dovrebbe partire alle 11, quindi 9 minuti e saranno sicuramente qui. Allora si parte da Molino e si va verso Falcade, centro storico, poi scendere in piazza del municipio. Dove sei? Tu vieni avanti dove vedi la folla. Perfetto, perfetto. Io sono qua sono proprio davanti. Sì, sì. No, dopo la folla. Alla fine, sì. Sì, molto oltre. Vieni avanti, vieni avanti. Ecco, la sfilata partirà qui più o meno. E come detto poi raggiunge il centro di Falcade. Ehi là, fantastici. Per chi si fosse appena messo all'ascolto dei nostri canali, questa è la sede Smonteghea a Falcade. Da oltre 20 anni l'appuntamento autunnale che si inserisce in quelle che sono le tradizioni locali. Si inizia con la sede Smonteghea la Desmontegada, anzi di Santa Fosca, Selva di Cadore, la Razza Bruna a Livinallongo, oggi Falcade, e poi ci sarà la fiera del bestiame secondo sabato di ottobre, mentre intanto vediamo che si stanno preparando per partire. Sarà il sindaco che apre la sfilata, ovviamente. State partendo già? No? Sembra di sì. Sembra di sì, eh? Intanto ci stiamo allungando. Eccoli qua. E allora cominciamo a vederli partire. Buongiorno. Ciao Lia! Ci sono le varie aziende agricole, poi vedremo le varie malghe in discesa dalle montagne, come ricordava il sindaco in apertura. Questo è il momento principale, appunto la discesa degli animali dalle maglie. Adesso ci sposteremo di nuovo in testa al gruppo. Vediti qua! Ciao! Ciao Mirko! Ciao! Ciao! Radio più! Le caprette ti fanno ciao! Caprette? Pronte? Ogni volta che vi incontrerò, caprette? Caprone? Caprone? Caprone, come fai il caprone? Ciao Mirko!
Ehi là! Non sappiamo più dove guardare perché c'è di tutto. Aspetta, le accompagna il sì. Gianni, quelle piccole? Sì, la figata. Eccoci qua, in testa al gruppo. Ci si sta spostando verso Molino, frazione Molino di Falcade. Evviva Radio Più! Ehi là! Le pite, i conici. Hanno dato l'incarico al sindaco di organizzare il corteo. E infatti si vedono i risultati. Beh, insomma, non male, dai. Credo si parta da qui allora a questo punto. Ma si stanno incolonnando tutti perché c'era parecchia gente anche dietro i magazzini municipali, no? Sì, sono in tanti, vero? Forse più del solito. Non mi rendo ancora conto, ma siamo in tanti sicuramente. Molto bene, sindaco. Questa è la frazione Molino, addobbata a festa. Bravi gli abitanti della frazione, ma anche di tutta Falcade, perché subito dopo Canale d'Agordo si sente il sapore della festa, i colori, gli striscioni, i cartelli, di tutto un po'. Davanti a noi c'è ancora una bella mandia di mucche che sta aspettando di unirsi naturalmente al corteo. Questi sono i fienili tipici della Valle del Biois. Da 20 anni a Falcade, la sede Smonteghea, nata quasi per gioco con il gruppo Folk Val Biois e poi negli anni è cresciuta, si è ritagliato un suo spazio tra le manifestazioni regionali, portandola a 3 giorni. Infatti iniziata ieri sera, prosegue quest'oggi, questo è il momento clou. Sotto al tendone al parco giochi è una 3 giorni di festa, domani anche la sfilata delle bande che avremo modo di seguire. Guardate quanto è bella questo allestimento, anche qui. Dimostra anche l'attaccamento della gente alle tradizioni del paese. Siamo in testa al gruppo. Il riposo del guerriero, l'importanza del bastone. Molto importante. Buongiorno. Ehi là, cavallo pazzo, cavallo pazzo che sta tenendo un cavallo. Tutto bene? Tutto a posto? Non sali? Niente. Sfilate sempre a piedi. Bella cavalcata a pelo, Sempre a piedi. però tentazione, tentazione. Ciao ragazzo, Ciao. mi raccomando. Come si chiama? Non lui, tu. Karin. Ciao Karin. Ciao. Mi sembra che ti vogliono bene questi cavalli. Ehi, cosa fai? Tu cosa annusi? Sì, sì. Sta arrivando intanto in... Bellissimo anche questo.
Eccoli, guarda che lungo corteo fino giù in fondo. Poi naturalmente li troveremo tutti, ci alziamo ancora un po'. Io adesso aspetto e poi li prendo tutti adesso. Buongiorno. 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 Buongiorno, ben arrivato. E il latte dov'è? Il latte Porco cane. abbiamo già bevuto il latte. Porco cane. Buongiorno. 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 E adesso arrivano le aziende agricole. Maso Zelat. E il Maso Zelat di dov'è? Maso Zelat di dove? Vallada. Vallada, Vallada. Se no non le ricordo io, Beh. Sta per partire l'azienda agricola Zasso. Due splendide fanciulle a tirare il corteo. Eccole. Si stanno inquadrando le capre, perché ovviamente non si chiamerebbero capre altrimenti. Stanno facendo effettivamente le capre, ci siamo. Sempre in frazione Molino, ovviamente, dove sta partendo la sfilata della Series Monteghea, edizione 2025. Dovremmo essere anche puntuali con la partenza, sì, sono le 11, direi che ci siamo. Tutti e noi. Ma intanto vediamo che c'è sempre più azzurro nel cielo e questo ci conforta, perché da come era iniziata la mattina, tra l'altro è un fine settimana di grandi eventi nella Gordino, questo è Solleder Lattenbauer ad Alleghe, le gare di atletica ad Agordo. Avanti dicono si va. Allora ripartiamo dall'azienda agricola Zasso. Ehi là! Caprette? Caprette? Perfetto. Azienda agricola Micheluzzi. Sta per arrivare anche la Malga Valazza. Sempre con la calma. Sempre con la calma.
para, sta per spingi, parate, ecco, partite. Sta per partire la Malga Valazza, Tanto il corteo lentamente si sta spostando verso la frazione alta di Molino, per poi all'altezza della chiesa del Belvedere prendere la strada di Col de Rif e quindi tornare in centro. Sembra ripartita. Sta per partire la Malga Valazza. Dovremmo esserci con la continuazione della sfilata. Quest'anno si sta lasciando molto spazio tra un gruppo e l'altro, così la gente può godersi davvero un po' tutto lo spettacolo, le curiosità che ci sono all'interno dei vari gruppi. Stiamo sempre aspettando naturalmente che riparta la Malga Valazza, mentre intanto non viene dato ancora l'ordine di partire. Forse ora. Eccoli. Bravo Matteo! Bravo! Sta per arrivare Col de Metz. Malga Col de Metz ovviamente. Andiamo incontro a Malga Boer. Altra Malga smonticata, quindi
di ritorno dall'alpeggio con gli animali vestiti, agghindati a festa, pieni di fiori, come avete visto le mucche, e con la Malga Boer. Non mancano i bambini, ovviamente, punto in più per questo meraviglioso evento a Falcadino. Ragazzi, tutto bene, dai, avanti, Di là. Questa era la Malga Boer. Tanto si stanno preparando in fondo anche gli altri. Tra le cose curiose, chi ci ha seguito prima l'ho visto, ci sono i coscritti del 5, ovvero di tutti gli anni che finiscono col 5, dal 25, il coscritto più giovane, fino al coscritto X dell'anno 5. Un'altra bella tradizione, questa sì è tutta falcadina, puntuale ogni anno, e oggi tra l'altro coincide proprio con questo momento di festa, con la sede Smonteghea. Stanno partendo intanto altri gruppi, altre 2 malghe, 3, 4, ecco, stanno arrivando ovviamente gli altri. Ricordo che domani ci sarà un'altra sfilata, la sfilata delle bande, ma è una 3 giorni caratterizzata da buona cucina, musica, feste, una serie di appuntamenti importanti. Il mercatino, un mercatino che è allestito sulla piana di Falcade, un mercatone, perché va a occupare davvero tutta la piana, zona Ivaz fino al parco giochi. Allora, San Pellegrin sarà la prossima malga che ritorna in paese. Stanno avvicinando, come sentite. Malga San Pellegrin. Siamo in territorio gordino, siamo in Valle del Biois, siamo a Falcade, siamo alla sede Smonteghea, edizione 2025. Vi assicuro che arrivare in paese già alle 9 non è stato facile, già la coda da Cencenighe naturalmente che è andata aumentando. Adesso la strada è chiusa, la regionale del San Pellegrino rimane chiusa fino alle 12:30, momento in cui dovrebbe terminare la sfilata. Malga San Pellegrino. Apre naturalmente la sfilata della Malga San Pellegrino, sentite, stanno arrivando particolarmente rumorosi. Musica dunque questa mattina su Radio T. Lady Croce dalla valle, che abbiamo invece seguito quando è salito a Malga Caleda. Malga Ilac e Malga Le Buse assieme. Malga Ilac e Malga Le Buse.
Sta arrivando la malga Valle Salt, Passo Valles, Valle Salto, come dice appunto il nome, Valle Salt, la malga in alto. Anche qui naturalmente costumi tradizionali non mancano e tanti giovani, questo è il bello di questo evento, senza nulla togliere ai più maturi. Super Sabrina! Questa biancorossa la portiamo al Detoni questa sera. E a proposito del Detoni, ricordo che si gioca alle 20:30 alle di Bressanone con la diretta su Radio Più, come sempre. Lì dentro c'era una gallina, Malga Valbona. Di là. E i coscritti chi del Think, eccoli qua i coscritti. In festa, sentiteli. Viva la classe! Vieni coi iscritti! Ciao! Viva la classe! I coscritti del 5. Ecco i coscritti del 5. E la Tony del latte. C'era quello del formaio e c'è quello del latte. Credo che no, c'è ancora un gruppo che sta arrivando, poi noi ci sposteremo verso il centro e attenderemo naturalmente l'arrivo in paese, altro momento importante. Buongiorno, ma non sono quelli. Noi in dopo che loro, no come con loro, mica sono e se io coglioni che fanno la strada. Ok, allora andiamo a prendere la malga Campedel. Manga Campedel che sta arrivando. Come vedete sono sempre di più, quest'anno sembra davvero siano ancora più del solito. E ricordo che sulla piana di Falcade c'è un mega tendone, il tendone delle feste, che oggi e domani vi proporrà davvero di tutto, ma se ascoltate la radio sentirete il programma dettagliato. E la malga Campedel. La festa dei bambini questa, eh? Buongiorno! Buongiorno a lei! Buongiorno! E buon latte! Aspetta che mi sei scappato. Eccolo là, adesso ci sei. Ciao! Buongiorno. Ciao! Guarda questo! Ciao! Guarda questo! Ciao! Ciao Di! Stai divertendo, eh? Sì! Ciao!
Allora, azienda agricola all'Alpe. Azienda agricola all'Alpe. All'Alpe di dove? All'Alpe di dove? Falcade. Falcade ovviamente, beh, giusto? chiaro. Che domanda. Ecco, vedete i falcadini muniti di polenta. Buongiorno. Le bellezze di Falcade, le bellezze a parte 1. E questo? Fantastico. Bellissimo. Bellissimo. Si può salire? E allora il compito allora di chiudere la sfilata. Adesso loro credo che i primi siano già verso la chiesa di Falcade, scenderanno per Col de Rif e noi andremo ad accoglierli in piazza. Ormai lo stiamo facendo da 20 anni, dovreste anche aver imparato, e solitamente sulla strada del ritorno c'è il commento di Brunella. Io confermo che anche quest'anno è uno spettacolo meraviglioso, colorato e pieno di gente che ama le sue tradizioni, per cui bardata proprio a festa, e è un incanto anche per noi che magari non abitiamo sempre in montagna poter vedere come queste popolazioni possono continuare a perseguire quelle che sono tradizioni di tanti anni fa, e anche vedere questo ritorno alla vita agreste e anche di allevamento, anche e soprattutto dei giovani, apre il cuore, perché ci si rivolge anche a una vita più naturale, e questo momento di festa è proprio un momento in cui la gente può riflettere e vedere che c'è anche un altro modo di vivere molto più a contatto con la natura, e qui è molto facile perché sono montagne meravigliose. Hai rimarcato bene la parola giovani? In effetti ce n'erano tanti delle nuove generazioni, no? Tanti bambini, Sì, certo, tanti... certo. Tantissimi bambini, ma tantissimi giovani, vedi che ormai c'è anche un'attenzione rivolta verso questi mestieri antichissimi, ma sempre molto gratificanti, anche se faticosi. 20 anni che si ripete la sede Smonteghea, ma non è mai monotona, è mai uguale, no? C'è sempre qualcosa di nuovo, anche quest'anno, questo albero trascinato dai cavalli, fantastico. Sì, ogni anno è un allestimento diverso, quindi ogni anno è una sorpresa. Venire qui ogni anno è sempre un appuntamento che vale la pena di rimarcare, di tornare a vedere, insomma. Le tradizioni agordine, dalla Desmontegata di Santa Fosca di Cadore, la Razzabruna di Vinalongo, la sede Smonteghea, qui siamo a Falcade. Ecco il Dì del Trattore. Il Dì del Trattore merita uno spazio particolare, è programmato per il prossimo fine settimana, domenica, a Canale d'Agordo. Anche qui una sfilata da Canale d'Agordo a Falcade con i trattori, poi rientro in paese dove ci sarà la possibilità di degustare i prodotti tipici con i ragazzi di Canale d'Agordo che si fanno sempre trovare pronti. Il Dì del Trattore è una delle più giovani come evento, ma ha saputo ricavarsi anche questo il suo spazio e soprattutto crescere nel corso degli anni. Noi che l'abbiamo seguita l'abbiamo davvero vista crescere tanto, dai primi trattori ai tanti dello scorso anno, quindi bravi anche i ragazzi di Canale d'Agordo. Il Dì del Trattore domenica, e poi sarà il momento della chiusura la si fa ad Agordo, la si fa con la fiera del bestiame. Secondo sabato di ottobre, Broi di Agordo, fiera del bestiame, sarà caratterizzata anche questa dal mercato dei prodotti agricoli, delle macchine agricole, gli animali sul prato a disposizione anche delle nuove generazioni delle scuole, e poi le premiazioni nel pomeriggio. Non mancherà la scotta del Belot, questo è il marchio che viene impresso sulla fiera del bestiame di Agordo. Questa è la stagione autunnale dell'Agordino che ha saputo davvero allungare la stagione. Lo è stato a Selva di Cadore un paio di settimane fa, no, l'altra settimana con il paese al tutto esaurito. Lo è quest'oggi a Falcade. Vi assicuro che bere un caffè questa mattina in un bar di Falcade è stata un'impresa.
proprio per il fatto della tanta gente che è arrivata in paese, non solo oggi ma per farsi il fine settimana, anche perché vi ripeto domani c'è la sfilata delle bande, è un altro momento importante. Questa alla mia destra invece è la sede della Croce Verde Valbiois. Croce Verde Valbiois, altro fiore all'occhiello di Falcade. Abbiamo sentito proprio il presidente Eddie Gaspari in questi giorni. Nei nostri servizi sul volontariato stanno iniziando i corsi e ci ha raccontato, ci ha fatto la storia della Croce Verde, ma soprattutto dei tanti che ci lavorano volontariamente per garantire la sicurezza. I nostri volontari, la Croce Verde, naturalmente sono un grande aiuto anche per l'Ursuno Dolomiti, che lo riconosce. Ci stiamo portando verso Falcade Centro, ci stiamo portando verso la strada che scende da Col de Rif, ed è proprio da lì che andremo incontro al corteo che poi raggiungerà il centro di Falcade. Tanti saluti a Eva Olivier. Oggi a Rif è festa, 70 anni di attività. Saremo presenti nel pomeriggio alle 18 con Marina Donà per questa che è la festa di compleanno di Carla, di Eva, di tutta la famiglia Olivier, di suo fratello, di suoi figli. E questa sera invece l'hockey su ghiaccio, in diretta alla radio. Ricordo per chi ci sta seguendo sui canali Facebook in Veneto che ora Radio Più si ascolta anche alla radio tramite la tecnologia DAB+, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo, Venezia, quasi fino a Bologna, fino a Modena, in DAB+, la possibilità di ascoltare la radio. Già lo si faceva con l'applicazione, questa è una tecnologia in più. Allora, stiamo per sbucare verso la strada regionale, mentre non vediamo intanto ancora a Col de Rif comparire i primi, ma non dovrebbe poi mancare molto. Bella quella, hai visto i coscritti? Sì. Voi non avete giù la tradizione dei coscritti a Belluno? No, soltanto qui, ed è veramente bellissima perché unisce le persone che nel tempo si ritrovano, che negli anni si ritrovano, che quindi fanno un'amicizia che poi è indissolubile, no? Quindi vederli anche in questa occasione è stato molto interessante, sì, bello. Che poi il bello è mettere assieme tutti quelli del 5, no? 25, 2005, 95, 85 giù, e via via, hai visto, no? C'era Sì, tutta... bello. Questa è proprio una tradizione falcadina, mentre la coscrizione, ricordo, è uno dei momenti di festa di tutte le generazioni alla Gordino, dall'Alto Cordevole ad Alleghe, da Falcade a Taibon. Solo Agordo, peccato, negli anni non è riuscito a far crescere quella che è l'idea della coscrizione, dei coscritti. Ci sono stati un paio di tentativi in passato, ma ovviamente è una tradizione che va parecchio indietro nel tempo. Allora, stanno arrivando, perché li vediamo a Col de Rif. Sfilata sta scendendo ora da Col de Rif, quindi noi li raggiungiamo se riusciamo, se facciamo in tempo, in piazza. Come vedete non passa una macchina perché, come vi dicevo, la strada è chiusa, anzi se qualcuno si sta chiedendo perché è in colonna tra Cencenighe e Canale d'Agordo, ve lo spieghiamo noi: strada chiusa per permettere lo svolgimento della sfilata. Tra poco andrà infatti a occupare di nuovo la regionale. L'apertura è prevista per mezzogiorno e mezzo, ma forse anche prima, perché vedo che sta andando via abbastanza veloce. Ringrazio intanto Marco Gaz che ci sta assistendo dallo studio affinché questa diretta possa essere visibile in tutto il mondo. Stiamo portando le tradizioni agordine fuori di quelli che sono i nostri confini, molto orgogliosamente, tra l'altro.
quasi arrivati ad Artiganz, proprio ad Artiganz, lì per chi conosce Falcade è dove scenderà per l'appunto il corteo. Ehi là, mi sa che vesti ciappati in Drio? Ma abbiamo trovato traffico. Immagino. Saluti! In effetti arrivare a Falcade questa mattina non era facile, come vi dicevo prima, segno che effettivamente funziona, è un evento che funziona, che piace. Come vi dicevo, per gli amanti del mercatino, la piana di Falcade è allestita con un mercatone, quest'oggi più che un mercatino, fino al tendone che stiamo scorgendo qui sulla destra, al parco giochi di Caviola, nel piazzale dello sport come lo chiamano ultimamente. C'è appunto la possibilità di mangiare e ballare, perché insomma, è festa per 2 giorni. Vedo intanto una folla davanti a noi, proprio dove sta per arrivare la sfilata. C'è un muro di gente che accompagnerà allevatori, contadini, gestori di maglie e animali fino alla piazza del municipio. Questo, guardate quanta gente c'è nella zona del tendone, non c'è più un buco neanche per parcheggiare questa mattina. Quella è Col de Rif, come vedete tutta la strada è piena di gente, cioè c'è proprio la folla nel vero senso della parola. Vabbè. E allora quasi pronti per accogliere, adesso vediamo se riusciamo anche a passare, ma penso di sì. Falcade Valbiois 26, 27 e 28 settembre, la sede Smonteghea del 2025. Guardate, c'è gente ovunque, ogni buco si è riempito. Ciao. E allora eccoci qua, Artiganz. Messo. Là, perfetto. Come va? Poteva mancare il prefetto di Belluno? Assolutamente no. Buona festa, salve, permesso, grazie. E allora stiamo per andare incontro a questo punto a quella che è la sfilata. Come vedete questo è il Col de Rif, guardate gente che c'è da qua, in tutta la zona di Col de Rif. E questa è la strada che poi porta al municipio. Ce l'ho in macchina, Dove ti metti tu?
Stiamo aspettando naturalmente l'arrivo della sfilata. Buongiorno, eccoli che stanno arrivando, questo dovrebbe essere l'apripista. Non è Giulietta, ovviamente non è Giulietta, ma c'è una vaga somiglianza con Giulietta. Eccoli qua. Ecco il sindaco. Cosa si prova, sindaco, a essere applauditi? La folla oceanica. C'è il prefetto, Buongiorno a tutti. grande prefetto Rocco Bertoni. Buongiorno. Buondì. Salve sindaco. Viva Radio Blu! Ragazzi, buongiorno. Siamo organizzati anche in caso di pioggia, come vedete. Non mancano gli ombrelli. Credo che questo prima non fosse davanti a noi nel corteo, perché questo mi sembra nuovo, sì. La Gordina Alpe Accordion Alpe Adria. Abbiamo scoperto chi sono. L'accordio. Danilo Marmolada, siamo soddisfatti? Soddisfattissimo. Mi sembra che gente ce n'è ancora più del solito. Non lo so, è sempre una marea di gente. Domani a che ora è la sfilata delle bande, così glielo ricordiamo già a chi ci ascolta. Alle 14:30. 14:30. Ciao. Però domenica prossima. Sì. Dove vi do, Aspetta. Caprette? Caprette? Azienda agricola trasforma. Maiga Valazza all'arrivo.
no. Così non mi sposto. Così non ti dicono niente. Non dice niente, dici che faccio parte dell'intriga. Sì, tu digli che fai parte di Radio Più. Ci penso io. Assistente, sì. Secondo me avete barato perché ci siamo visti 2 minuti fa. Ma abbiamo corso, Avete corso? Ah, allora, si vede che siete sudati, sì. Malga Boer intanto sta arrivando. Nemmeno prima voi già hanno andato a 4. Micheluzzi. Stiamo aspettando intanto che arrivino anche le altre maglie, mentre il gruppo ha già oltrepassato la zona del municipio dove è prevista appunto la fine della sfilata. Allora, sta arrivando Mike a San Pellegrino.
Bello della sfilata, guardate la gente che c'è da qui fino alla piazza del municipio, 2 ali di folla. Maiga San Pellegrino. Brava, brava. Ragazzi. Ciao. Era quello che avevamo visto lì. Sì, ma quella mucca che lì di affilati non basta. Non hai visto la differenza? E poi ha detto tutti di mutare, perché stavano andando troppo. Sede Smonteghea Falcade 2025. Stiamo attendendo il resto della sfilata, che il coro si chiude con i coscritti del 5, mentre sta arrivando il trasporto latte, che apre il corteo della Maiga Valles Basso. Toni del latte per la precisione, per essere precisi. Maiga Valle Sala.
Ancora bello fresco, Grazie Mirko. Ciao. Stanno arrivando i coscritti, chi del 5, altro gruppo, questi sono in festa, praticamente tutti gli anni che finiscono col 5, 25, 2005 e via scendendo fino ai più anziani, eccoli, tutti coscritti del 5. Questo è il più piccolo del C25. Buongiorno. I fasani qua. I fasani. E là. Tutta la classe. Come va la ragazza? Benissimo. Sempre a posto? Sempre a posto? Sapete che lavoro? Ciao. Ciao. Forza, forza, forza. Siamo quasi in chiusura di sfilata e comincia a scendere qualche goccia di pioggia, ma fortunatamente siamo riusciti a cavarcelo. E anche noi allora a questo punto ci fermiamo qui. Guardate la gente, guardate la marea proprio di gente che c'è, adesso ce ne renderemo conto arrivando verso la zona del municipio. Bella anche quest'anno direi, che dici? Stupenda, sempre più gente e anche se non c'è bellissimo tempo non importa. Avvicinare giusto adesso, che è finita. 4 Bene. gocce di pioggia, ora per fortuna la gente comunque si è sicuramente divertita. È finita, basta, per oggi basta. E anche noi chiudiamo qui dunque la nostra diretta lunghissima, 1 ora e mezza per raccontarvi la sede Smonteghea. Vi lascio alla programmazione di Radio Più ricordandovi che nel pomeriggio saremo ad Agordo per la grande atletica con Marco Gazzi e Gianfranco Tomè e questa sera ad Alleghe per la Solleder Lettenbauer 100 anni dopo con Marina Donato. Grazie a tutti per averci ascoltato, Mirko Mezzacasa, Brunella Moro, Falcano.